E tu, le alette di pollo, le hai mai mangiate alla coreana? Altro che chicken McNuggets. Mi raccomando, non fatevi mancare l'ingrediente principale, che sono le alette di pollo, belle, saporite. Questi hanno cotto 50 minuti a vapore e potete fare una bella cosa. O lasciarle tali e quali, come vuole lo street food coreano, o, se volete essere più attenti, quando ancora calde, tirate fuori l'ossicino. Cominciamo col burro, facciamolo fondere. Deve leggermente tostare, ma non lo facciamo bruciare. Quando fuso, aggiungiamo aglio e zenzero. Lo senti il profumo della mia terra? Peperone, questo è un peperone arrosto normalissimo. Mettiamo e facciamo andare. Aceto di riso, tutto insieme. Succo di lime, salsa gochujang, mamma mia quanto è buona. E abbiamo messo un po' di meno, perché a noi piace piccante, ma non come i coreani. Salsa di pesce e olio di sesamo e facciamo sobbollire per circa 10 minuti, non di più. Adesso frulliamo il tutto, riportiamo al bollore e zucchero e amido. L'amido serve per legare la salsa, bella, coprente e soprattutto sticky, bella appiccicosa. E lo zucchero non può mancare, agrodolce. Mamma mia quanto è vicina la Corea. Prepariamoci la pastella. Latte di cocco, acqua, uovo, misceliamo bene, misceliamo il lievito chimico e siamo pronti. Pastella per scelletelle pronta. Adesso infariniamo con un pochettino di amido, fecola e poi così è pure gluten free. Pronti, si va a friggere. Olio caldo. Così bella gonfia, 2 minuti di frittura a 170-180 gradi è il tempo ideale. Mettiamo un po' di sale e poi glassiamo, altro che chicken McNuggets. Croccantissime, qui, così, come in una bancarella in Corea. Come al solito, una è per me, una è per te. Completiamo arachidi, cipollotto crudo, un po' di peperoncini e immancabile coriandolo. E adesso non vi rimane altro che incollarvi le dita, una bella birretta d'accompagnamento e fate i bravi.